Bentrovati. L'Italia in questi ultimi 30 anni è stata disossata da briganti che come lupi famelici hanno distrutto l'economia, la finanza e il senso di comunità tra i cittadini. Ogni giorno emergono nuovi scandali, nuove ruberie e gli italiani si ritrovano più poveri e più impavoriti. E cosa sta facendo il nuovo che avanza e che doveva rottamare la vecchia impresentabile classe politica per far cambiare verso a questo paese e bloccare questa deriva delinquenziale? Nulla. Ad esempio, da oltre 2 anni giaceva in Senato il disegno di legge anticorruzione presentato dall'attuale presidente Grasso e solo in questi giorni è stato preso in considerazione e molto probabilmente sarà depotenziato, svuotato da questa impunita classe politica. Viceversa, Renzi è riuscito a far approvare a sprombattuto una nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati che a Berlusconi, anche nel massimo del suo potere, non era riuscito. Il bullo di Firenze, appena la legge è stata licenziata dal Parlamento, ha twittato: responsabilità civile dei magistrati, una firma attesa da 28 anni, un gesto di civiltà. E allora complimenti a lui e a questo PD che lo ha sostenuto in questa battaglia di inciviltà, perché di questo si tratta, altro che civiltà. E complimenti anche al Ministro della Giustizia Orlando, che è riuscito a dichiarare: questa legge equilibrata chiude una guerra ventennale. Ma di quale guerra parla il Ministro? Forse del conflitto tra politici delinquenti e la giustizia? Poi sono state spese parole come la giustizia sarà meno ingiusta, i cittadini saranno più tutelati e naturalmente lo slogan più abusato: anche per loro vale il chi sbaglia paga, come altri lavoratori che pagano in solido eventuali loro errori, dimenticando che se questi fanno bene il loro lavoro vengono ringraziati, magari premiati, mentre il giudice, anche se fa il suo lavoro con grande professionalità, comunque scontenta qualcuno, è nell'ordine delle cose. E allora andiamo con ordine. Innanzitutto, quando vi dicono che questa legge l'ha voluta l'Europa, vi raccontano una balla. Non è vero che l'Europa ci ha imposto di sancire per legge la responsabilità diretta del magistrato. Infatti, in nessun paese civile al mondo esiste una legge simile. L'Europa ha semplicemente richiamato l'Italia perché prevedesse un adeguato risarcimento dallo Stato per dei danni arrecati a seguito di una violazione del diritto europeo. Invece con la nuova legge ogni imputato potrà accusare e chiedere un risarcimento al proprio giudice senza nessun filtro di ammissibilità. E così se un imputato fa una causa anche temeraria al suo giudice, questo magistrato non potrà più presenziare in quel processo, visto che ha un contenzioso con l'imputato, per cui sarà sostituito da un nuovo giudice. E questo giochetto potrebbe continuare fino a quando questo imputato troverà un giudice che lo soddisfi. Con questo perverso meccanismo la prescrizione per l'imputato eccellente è garantita ancora di più che nel passato. Immaginiamoci ora un processo civile con 2 contendenti, entrambi supportati dai loro avvocati ritengono di avere la legge a proprio favore, per cui qualunque decisione prenda il tribunale, uno dei 2 si sentirà vittima di una sentenza ingiusta. Io penso che se le prove non sono proprio così schiaccianti, la decisione del giudice molto probabilmente penderà a favore del personaggio eccellente, per evitare di trovarsi poi invischiato in strumentali azioni risarcitorie davanti a una schiera di agguerriti avvocati. E poi, come dice l'ex magistrato Giancarlo Caselli, il nostro sistema penale è già caratterizzato per la presenza di 2 distinti codici penali, uno per la casta padrona, pensato per arrivare alla prescrizione che cancella i processi, vedi l'ultimo anche di questi giorni sul calcio, l'altro per i cittadini qualunque che non hanno santi in paradiso e che non possono permettersi difese legali costose. Per cui è evidente, questa nuova legge tutelerà ancora di più gli imputati in grado di insinuare del giudice un maggior timore. Infatti, il magistrato, prima di decidere un atto come un arresto, un sequestro di beni, una condanna, sarà meno sereno se ha davanti un personaggio della casta padrona, con degli studi legali di primo ordine. E allora altro che gesto di civiltà, altro che i cittadini saranno più tutelati, altro che la giustizia sarà meno ingiusta. Questa legge renderà questa giustizia, già gravemente malata, ancora più ingiusta e renderà i giudici meno indipendenti e sereni nel loro delicato lavoro. E tutto questo grazie al PD di Matteo Renzi.
Quella frase che campeggia maestosa in ogni corte di giustizia, la legge è uguale per tutti, con questa nuova norma per i comuni cittadini sarà una presa in giro ancora più pesante da sopportare. Forse sarebbe il caso di cancellarla definitivamente. Ci vediamo giovedì prossimo. Maestosa in ogni corte di giustizia, la legge è uguale per tutti, con questa nuova norma per i comuni cittadini sarà una presa in giro ancora più pesante da sopportare. Forse sarebbe il caso di cancellarla definitivamente. Ci vediamo giovedì prossimo.